Bene, grazie. Vi presento subito Domenico Crisarà. Sapete, per chi è di Padova, che è il presidente dell'Ordine dei Medici. Siamo proprio nella sede padovana appunto dell'Ordine. Alle nostre spalle, mi sposto solo un attimo per agevolare l'inquadratura, si sta tenendo un punto stampa, quindi per fare un pochino il punto della situazione sulla sanità locale, ma non solo, perché lei, presidente, è partito proprio parlando di politica. La politica italiana, naturalmente durante la campagna elettorale, ha parlato troppo poco, insomma, un po' poco di quello che è la sanità e delle esigenze che ci sono. Lei ha parlato di oltre 70.000, se non ricordo, adesioni per il corso di medicina, ma nessuno poi fa le corse, i salti mortali per partecipare, insomma, vivamente, fisicamente alla sanità pubblica, quindi nessuno vuole entrare nel pubblico, ma è un continuo fiorire di cooperative e quindi di settori privati in ambito sempre sanitario. Sono diversi temi che questa mattina state trattando in compagnia, ripeto, di noi giornalisti. Partiamo con ordine: le vaccinazioni antinfluenzali e quindi la famosa quarta dose del vaccino, e parliamo di Covid, che è molto importante. Quindi le do subito parola e ci spieghi un pochino com'è la situazione. Partiamo dalle vaccinazioni. Beh, le vaccinazioni adesso comincia, al di là della quarta dose Covid, inizia la vaccinazione antinfluenzale, la campagna per la vaccinazione antinfluenzale. Ci ritroviamo di fronte a una situazione che è uno dei danni fatti, anche dei danni maggiori fatti dal Covid, che è quella di dover ricostruire una fiducia nei confronti dei vaccini, di tutti gli altri vaccini, perché se da una parte la quarta dose Covid non riesce a decollare, nonostante le nostre raccomandazioni, quello che è preoccupante è vedere che comincia ad esserci una diffidenza assolutamente ingiustificata verso anche vaccinazioni consolidate come sono quelle per l'antinfluenzale. Certo, che sono sempre comunque state accolte benevolmente, insomma, dai nostri anziani e non solo, giusto? Non solo benevolmente, ma anche con un sistema quasi di ansia nel farsi vaccinare per proteggersi. Questo poi riguarda anche altri tipi di vaccinazione, come l'antipneumococcica, come quella sull'herpes, dove una serie di campagne mediatiche, interventi su stampa, televisioni, di personaggi più o meno discutibili, più o meno competenti, hanno fatto in modo che, che la polemica instaurata sulla affidabilità e sulla necessità della vaccinazione anti-Covid abbia coinvolto tutti i tipi di vaccinazione. Rimanendo in ambito Covid, ma una nota dolente, insomma, parliamo di contenziosi, di reintegri per quanto riguarda i medici. Un dato che ci avete fornito: 300 sospesi attualmente su 10.000 comunque medici presenti e operativi nel territorio padovano. Quindi dicevamo 4 contenziosi, però, Presidente, che vi hanno visto vincenti. Sì, per il semplice motivo che, contrariamente a quello che si pensa, l'Ordine sta solo applicando la legge. Quando una legge stabilisce delle regole, l'Ordine, che è un ente dello Stato, non può non applicarle. Quindi anche la polemica che si è aperta con parte della politica sul fatto ora basta, reintegrateli, eccetera, eccetera, non dipende dagli ordini, dipende dalla politica. Che la politica vari un provvedimento in cui si dice che non è necessaria la vaccinazione Covid, che è obbligatoria, ricordiamo, fino a fine anno, fino a fine anno, che non è obbligatoria la vaccinazione Covid per essere iscritti all'albo e poter esercitare, e noi la mattina dopo reintegriamo tutti quanti. Quindi, cioè, questa abitudine di spostare le responsabilità su altri sarebbe ora che finisse. Stiamo parlando naturalmente di medici Novax. A proposito appunto di carenze di personale, parliamo appunto di corsi che non sono mai partiti per quanto riguarda la formazione. Doveva partirne uno che avrebbe, insomma, dato ossigeno nel 2022, quindi con nuovi medici di base, e poi i vari bandi 2023-2025. Circa 800 i medici che potrebbero, in teoria, se partissero questi corsi, integrarsi appunto come nuovi medici di base, un'emergenza che il Veneto comunque ha sempre dichiarato, giusto? Certo, che diventerà sempre più importante.
il fatto che il corso 2022 è stato annunciato ma ancora non è iniziato, il corso del 2023 addirittura non sono stati neanche fatti i bandi regionali, nonostante che questa volta centralmente le disposizioni di legge sono modificate, per cui un giovane collega che entra al primo anno può già prendere in carico 1000 assistiti, quindi noi avremmo un potenziale di 800 medici di famiglia che in questo momento è come acqua nel deserto, e intanto per lungaggini burocratiche o forse per disinteresse le cose non prendono la velocità che in un momento del genere sarebbe opportuno che prendesse. Presidente, mi permetta di schiacciare sull'acceleratore perché i tempi televisivi sono quelli che sono, ma c'è una tematica che a me è molto cara, e cioè quella dei trapianti. Le chiedo gentilmente di farsi carico di un appello, insomma, perché donare salva vite. No, noi abbiamo aderito, l'Ordine ha aderito con entusiasmo a una campagna per aumentare la mentalità dei trapianti, perché non è un problema di donazione, il problema è di essere convinti di quello che si fa, cominciando dalle scuole, e l'Ordine ne sarà promotore e ne farà anche degli incontri con la popolazione, organizzare incontri con la popolazione in termini periferici, proprio per promuovere la mentalità e la necessità della donazione. Se è veloce, le do tempo anche per parlare di due importanti progetti, cioè lo sportello psicologico d'ascolto e la rete regionale dei centri per l'incontinenza urinaria e fecale. Allora, il primo è stato necessario perché moltissimi medici sono andati non solo con il Covid, ma per il carico che si ha, sono andati in burnout ed escono dalla professione prima del tempo. Abbiamo avuto in 5 mesi un'adesione importante in cui l'Ordine ha messo in contatto questi medici con psicologi che potessero sostenere la cosa. L'altro è la rete sull'incontinenza, che è un altro problema molto grave, anche se nascosto, o almeno che porta un po' di vergogna, che basta vedere le dimensioni che ha preso, basta vedere le pubblicità che vengono fatte per i sistemi di assorbenza. E che ha un costo, ricordiamolo, naturalmente per la collettività. Tutto a carico del cittadino, tra l'altro. Io ringrazio il Presidente Domenico Crisarà per questa diretta, se non ci sono domande a voi studio.